Scatman's World. Ciao a tutti del Comandone Veneziano. Allora ragazzi, ancora premi con Pro Cycling. Ho provato la carriera, quella insomma personalizzata con tutto quanto, e niente, aveva troppi bug perché ho modificato troppe cose. Insomma, la squadra era anche della Repubblica Ceca, quindi insomma una Venezia Pro Team con la bandierina della Repubblica Ceca non era il massimo. Allora ragazzi, cancellate quel video e cominciamo una campagna di una carriera più semplice, nel senso con la squadra personalizzata. Mi compro i ciclisti ed è un po' più semplice, con gli sponsor del gioco. Allora qua per esempio il nome è sempre Venezia Pro Team, lo sponsor è la Mopay, che in realtà è la Mapei, con la maglia però fatta veramente bene. E qua ho preso i ciclisti, 26 corridori, però di Fortune 16, poi tantissimi giovani, perché proprio credo nei giovani ragazzi. I due titolari sono Nibali e Betancourt, perché io credo molto in questo giovane, mi sembra veramente un fenomeno sinceramente, e quindi poi con Contador un po' più semplice sinceramente mi gira le balle. Come velocisti principali Kittel, Viviani e Guardini, poi Rui Costa, Benat, insomma Jolly, Van Mark, Pozzato per il pavé, Thomas e Bossonhagen per il cronometro, e Caruso un altro Jolly, poi Finney, Tansky, Coppel e Paolini. Allora i primi due americani comunque sono giovani, quindi giovani promesse. Coppel è un gregario di lusso e Paolini lo stesso, anche se è un po' vecchiotto. Ok raga, questa è la campagna vera, quindi cancellate il primo video. Questa è la vera carriera del Comandone Veneziano alla Venezia Pro Team sponsor Mapei. Andiamo. Allora ragazzi, intanto scusate ancora per il vaneggio del database. Ho provato a fare un database incredibile, però non ce l'ho fatta. Chiaramente non ci sono le vecchie glorie, quindi non c'è Merckx, non c'è Pantani, non c'è nessuno. Allora vediamo un attimo. Sponsor, obiettivi, la Venezia Pro Team, allora Strade Bianche primo, Roma Maxima primo, top Tirreno Adriatico, top 3, Milano Sanremo top 1, Volta Ciclistica di Catalogna top 3, ok. Allora Mapei invece è un po' scontenta dell'organico, comunque qua abbiamo Strade Bianche primo, speriamo bene, Roma Maxima prima, Tirreno Adriatico, no, avanziamo un po', Milano Sanremo, no, qua non sono tanto bravo, top 5, cazzo quanto mi abbassa, però facciamo, devo vincere, non c'è niente da fare, questa devo vincere assolutamente, bene. Catalogna top 3, va bene, questo primo, top 3, Freccia Vallone, Liegi Baston, Giro d'Italia, ho degli obiettivi belli importanti, il primo è Strade Bianche comunque, ok, a posto, buono, adesso ci compriamo il materiale, andiamo di stage di preparazione. Così mettiamo un po' di carburante. Allora, adesso dobbiamo partire con il Giro d'Australia. Allora, portiamo Guardini, sicuro. Viviani. Questo, che ho già fatto già gli obiettivi per ogni ciclista, perché ragazzi è troppo lunga, se no ci mettiamo veramente 52 anni. Portiamo quelli sicuri, Caruso. Ok, portiamolo che non voglio spendere troppi soldi. Ok, però ci riportiamo così siamo a posto per il Giro d'Australia. Ok, conferma, ciao. No, cosa è successo? 8 ciclisti, che domaroni. Allora, aspetta un attimo. Allora, roster, caratteristiche. Allora portiamo un po' di gregari, perché il primo insomma possiamo portare, la vediamo volata, ci portiamo anche Christian Zorik, Zazzaglia, Aldbrich, Pisciotta e Lororo. Ok, perfetto, questi sono tutti i giovani del gioco, chiaramente ho puntato a prendere dei giovani interessanti, speriamo bene, chiaramente è una scommessa, speriamo raga. Adesso questo video è un po' più lungo, faccio queste cose, poi nei prossimi video però sarà tutto un po' tagliata sta parte, perché sennò ci metto veramente 52 anni. Allora, Caruso, Christiansen, e il grande Viviani, dove sei Vivianone, eccolo qua.
Guardini, poi abbiamo detto Albridge, non mi ricordo già più bene, Zazzaglia, e questo ci siamo. Allora 5 giorni, ok, perfetto, buono. Questi sono gli obiettivi per i primi 3 mesi. Allora l'Australian Championship non mi interessa, poi il Giro d'Australia, le strade bianche, Parigi-Nizza, Roma Maxima, Tirreno Adriatico, Milano-Sanremo, Vuelta Ciclistica di Catalogna, e 3 Parigi Airbreak, scusate per le pronunce ragazzi, Ghent-Waregem e Ronde van Vlaanderen. Ok, abbiamo veramente tante carne al fuoco per questo primo. Vai ragazzi, allora Santos Tour Down Under, Giro d'Australia, eccolo qua, per velocisti e collina ragazzi, pianura e collina, sono 6 tappe, ok. Quindi la prima tappa è per i velocisti. Allora andiamo a selezionare i nostri amici. Allora aspettate un attimo ragazzi. Allora abbiamo, me li sono anche iscritti. Allora Zoric, Guardini, Viviani, Christiansen, Carusone, faccio prima così, ok. Poi abbiamo un po' di gregari. Allora mettiamo volata, ho messo allora Pisciotta, Aglia, ok, no 8, ne portiamone 7, lasciamo a casa lui, perfetto, molto bene, avanti. Ora ricordo sempre che il livello di difficoltà non è difficile. Ho cancellato il primo video per non creare problemi, quindi non esiste più il primo video della carriera con il database aggiornato del Comendone. Quindi questo è il primo video, questo è il primo giro che si parte con il Giro d'Australia, ragazzi, speriamo bene. Adesso sistemiamo un attimo i materiali. Profilo chiaramente per la pianura, settaggi di pianura, ok. Allora ragazzi, per la gara, visto che sono tante gare, devo registrare gli ultimi 30 km, 20 km, perché sennò veramente non ce la posso proprio fare. Allora leader Caruso, Viani velocista, l'altro velocista è Guardini, libero Christiansen, Gregarius, ok, perfetto. Quello più in forma è Guardini 2, Viani 2, il nostro Caruso è molto indietro, però lui è il nostro leader perché in realtà per i collina c'è lui, non posso far stancare gli altri. Ho deciso di mettere Nibali per Giro d'Italia e Vuelta e Betancourt per il Tour de France. Ragazzi, andiamo e vediamo i favoriti del giorno. Con la nostra bene. Allora, Viviani, Christiansen addirittura, questo giovane Guardini, preso così danese, cioè, incredibile. Mettiamo il gruppo in testa, siamo strafavoriti, ragazzi, siamo veramente un team importante per il Giro d'Australia. Ci tengo molto a questo primo giro. Portiamo avanti qualcosa, c'è anche il traguardo di montagna. Guarda che bella la meta della Mapei, si può cambiare in base allo sponsor. Ragazzi, mancano 20 km, purtroppo il Gran Premio della Montagna, il traguardo è andato male perché non sono riuscito a piazzare nessuno, ma sinceramente non ho una squadra del Gran Premio della Montagna, sinceramente preferisco concentrarmi sulle classifiche a punti e generale. Allora il gruppo ha 1 minuto e 36 di vantaggio, quindi siamo un po' in difficoltà, mancano 20 km, dobbiamo stare calmi e tranquilli. Ok, allora qua abbiamo Tone Christiansen senza borraccia, perché dai Pisciotta, muoviti, dai vecchio mio. E qua c'è Bodnar, Bobridge e Palini. Me li godo. Dai vecchio, porta ste borracce, cazzo. Dai, ci dobbiamo avvicinare, 15 km al traguardo. Devo tirare come un animale adesso. Le borracce non arrivano, porca miseria. Christiansen ha un +3. Ok, possiamo ragionare. Allora questo va fuori dai by intanto. Ok,
Dai che sei là, cazzo, niente da fare. Ecco, ogni tanto ci sono sti vaneggi in casa del Comenda. Dai che la Venezia Pro Team deve cominciare bene. Ora ragioniamo un attimo sul treno. Allora Caruso si può però in pianura 64. Mamma mia, non siamo messi tanto bene in realtà. Mamma mia, la squadra fa un po' cagare. Lui però me lo sono già giocato prima. Niente, devo stare a ruota. Brutta storia, brutta storia. Adesso lui è il migliore, infatti me lo devo tenere di più adesso. Me lo devo tenere di più. Ok. Allora, con calma. Siamo a 9 km. Ora proviamo con Caruso, Zoric e chiaramente i due velocisti. È molto molto duro, ragazzi. Molto molto duro. Dato che il gruppo a 20 secondi, perfetto. Dai ragazzi. Però purtroppo Pisciotta non ha fatto il suo dovere. Sto scandalo di uomo. Vabbè. Primo piccolo errore comandiano, ma ragazzi lo sapete non sono un pro importante, ma dobbiamo divertirci, questo è l'obiettivo principale. Dove cazzo sono i nostri? Oh, porca puttana, Viviani un po' indietro e anche Christiansen. Calma ragazzi, sono un po' indietro i nostri due fenomeni. Dai, muovite, muovite Viviani, muovite. Anche i guardiani già più vicino. Ok, Vivianone c'è. Allora Vivianone c'è. Allora calma. Allora cominciamo adesso. Mettiamo Caruso a tirare per un po'. Poi mettiamo lui a ruota. Ok. Dopo mettiamo Christiansen dietro al buon Zoric. Dopo mettiamo Guardini di qua e il buon Viviani di qua, nella speranza di fare presto. Grazie. Forse mi sono preso un po' in ritardo come al solito. Ok, dai ragazzi, veloci, 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 bravi. Forse ho beffato tutti ragazzi. Forse ho beffato tutti. Allora fuori Caruso. E buttiamo lui. Vai. Dai ragazzi, siamo partiti prima, forse speriamo di no ragazzi, dai. Adesso mettiamo Christiansen a cannone, Gel e questo. Manca Viviani però, porca miseria, mi sono perso Viviani, dove cazzo sei Vivius? Mamma mia, Viviani indietrissimo in realtà, mamma mia, questo vedi un vaneggio. Non positivo, però va bene, dai, però siamo messi bene davanti. Vai! E adesso vediamo ragazzi. Abbiamo accumulato un bel vantaggio e questa è una doppietta per la Venezia Pro Team. Mamma mia che doppietta incredibile. E eravamo proprio massacrati ragazzi, massacrati. Doppiettone per la Venezia. Anzi, tripletta, che spoccio, fioi, triplettone, cioè, pauroso. Triplettona per il Comendone, cioè, sono sconvolto, ragazzi, cioè... Ecco, ho sbagliato a mettere livello di difficoltà, ragazzi, non ho mai fatto una tripletta in vita mia. Christiansen, Gardini e Zoric, purtroppo ho cappellato alla grande con il buon... Ragazzi, vediamo un attimo, spero di aver cappellato, vediamo in diretta... infatti livello di difficoltà normale. Scusate ragazzi, vabbè. Però mi sono fatto un triplettone, dai, un triplettone così me lo godo. Dai, scusate ragazzi, ma proprio non mi sono refatto. Mi sono dimenticato di cambiare
livello di difficoltà ero convinto di essere già in difficile. Oh, che bello. Comunque qua, ragazzi, sto giovane che ho beccato subito una vittoria così, sono rimasto sconvolto. Questo qua l'ho preso proprio tra i giovani creati dal gioco. Un bel po' di culo, grande. Però ragazzi, col livello difficile, chiaramente, il livello normale è più facile, chiaramente. Un tripletone per la Venezia Pro Team. E si gode, ragazzi, si gode. Ragazzi, sono triplamente una pippa, perché non mi sono accorto che è caduto in realtà Elia Viviani. E se frattura della rotula. Attenzione, assegno a un medico, brutta cosa questa. Non me ne sono proprio accorto. Vedi, nella tensione della tappa. Questo è un brutto colpo, ragazzi. Porca miseria. Ecco, sarà anche il livello normale, però porca puttana, preferivo perdere e non avere l'infortunio di Viviani. Ok, tappa 2. Questa è... Oh, tappa di collina, ok. Infatti mi scuso ancora per l'ennesimo fail del livello, ma è un momento un po' così, ragazzi. Andiamo. Vediamo i favoriti. Infatti Viviani è fuori, molto bene. E vai. E si gode. Vediamo se Caruso è tra i favoriti. Tanta parte che bella la classifica Cilia Pro Tour. Ok, Caruso e Carusone. Proviamo l'attacco adesso. A 10 dalla fine. Vai Caruso, domina il mondo. Bravo Caruso. Bravo Carusone. Dai, vecchio mio. Forse fa fatica, fa un po' di fatica. Siamo a pendenza del 13% addirittura. Mamma mia. Mamma mia le dura. Mamma mia le dura. Mamma mia le dura. Mamma mia le dura. Bravo Caruso. Tieni duro, tieni duro. Forse non avevo guadagnato niente del gruppo. Il gruppo è ancora tutto compatto, abbastanza, insomma. Non lo so se ho fatto una gran cosa. Speriamo bene, dai, dai. Qualcuno è partito comunque. No, ancora no, per fortuna. Tensione incredibile, ragazzi. Vai Carusone, vola. Vai Carusone. Adesso abbiamo un tratto bello grosso di discesa. Vai Caruso, proviamoci. Vai, vai. Però Ogerland va alla grande. Teniamo un po' di energie. Proviamoci almeno. Dai, questo dopo un arrivo. Un arrivo del cazzo, altro che... Proviamo ad anticipare un po' perché non siamo forti in volata. Chiaramente Caruso, vai, 1 e 2, un chilometro, attenzione, troppo in anticipo, peccato, ragazzi, peccato. Vince Luis Leon Sanchez. Ragazzi, è dura, ragazzi. L'è molto molto dura. Vediamo le classifiche. Porca miseria, che pippone che sono. Allora, siamo arrivati 14esimi, una classifica globale. Siamo, a 10 secondi, però, quindi siamo ancora tutti quanti là. E Christiansen invece a 0, quindi vedi alla fine siamo arrivati con un arrivo in volata. Mi sono troppo focalizzato su Caruso e Christiansen e Guardini. In realtà potevano fare qualcosa di più. Ragazzi, scusate, ma non è semplice tenere tutti i ciclisti. Siamo qua, stiamo lavorando per voi. Vabbè, comunque insomma siamo secondi. Ragazzi, un'altra tappa collinare. Speriamo bene, fioi, speriamo bene. Questa la vedo un po' più dura secondo me per i velocisti, però se teniamo d'occhio tutti per sicurezza. Vai, vola vecchio mio. Bravissimo. La prova ad attaccare l'Astras. E adesso andiamo con Carusone. E proviamoci. Dai Caruso, spingi, mamma mia, te prego. Niente da fare, le dura. Christiansen chiaramente non ne ha più. Vedete che ce l'arrivo in volata anche stavolta. Allora la beffa. Niente da fare, va a vincere Ogerland. Porca puttana. Sì, ormai è sua la vittoria. Ariola, male.
Non siamo neanche tra i primi 10. Molto vediamo male le classifiche. Allora, globale, sempre Christiansen secondo a 0, poi Guardini a 4. E il nostro Caruso, 10 secondi. Favoriti del giorno, vediamo. Questa è la classifica CA World Tour. Ok, c'è Christiansen e... ok, vai il trenino, buonissimo. C'è tra poco spazio all'Argentinus. Devi dare tutto, vecchio mio, devi dare tutto. Ok. Caruso lo vedo un po' affaticato. Vai te a dominare. Vai argentino pazzo. Vai argentino pazzo. Dai cavoli, dai. Ok, anche lui è cotto. Perfetto. Adesso vai l'australianone, vai. Attenzione, dov'è Christiansen? Dove cazzo sei Christiansen? Christiansen è un po' indietro. Christiansen, tu devi stare dietro a lui. Muovite. Adesso l'è dura, Fioi, l'è dura. Adesso l'australiano deve fare il miracolo. Ok. Dai, questa è tappa fondamentale. Dai ragazzi, dai Venezia Pro Team, porca puttana, portiamo a casa un bel risultato. Allora, Guardini. Vai Guardini mio. E con Christiansen aspettiamo un attimo. Vai vecchio. Questa è forse perfetta. Vai Christiansen, porca puttana, vai Christiansen. E vai Guardini, vai Christiansen. E vai Guardini. E cazzo, e stavolta abbiamo fatto una cosa incredibile. Doppietta per la Venezia Pro Team. Sì, cazzo, siamo noi più forti. Sto Christiansen è un animale, cazzo, Sto Christiansen è un animale. Ho beccato un giovane fenomenale. Che culo. Grandi ragazzi, primi secondi. E dai che il primo giro australiano sono molto più in forma adesso. Dai cazzo. Adesso Caruso deve fare la prestazione perché l'arrivo in salita è un po' pericoloso. Ora sto Christiansen ragazzi, cioè non lo so, non ho parole. Che bava. Caruso favorito e basta chiaramente, sì. Carusone mi devi fare l'impresa qua, perché sennò perdo la maglia arancione, sembra una beffa. Comunque ha fatto già 2 belle vittorie con un giovane danese, ragazzi, veramente incredibile. Perfetto. Vai Caruso, sei tu il leader, provaci. Vai. Ah, è durissima. Vai Cristi, non perdere terreno, ti prego. Dai vecchio mio, qualcuno davanti. No, per fortuna, vai Carusone. A sto punto vai te Carusino, vai te. E Christiansen. Christiansen un po' di difficoltà, chiaramente non è esperto della collina, attenzione. Vai Caruso, 8 700 metri, 600 metri. Dai ragazzi. Christiansen in grossa difficoltà. Ormai ho Caruso, nessuno. Vai Caruso, dai cazzo. Dai un po' di culo. Attenzione, c'è il winner. Sì Caruso. Sì cazzo. E Caruso dopo 5 tappe, un attimo così, finalmente si è ripreso. Sì. Ragazzi, ultima tappa tranquillissima. 90 km Adelaide. Insomma, al 99.9 la maglia è nostra e il primo giro è nostro, Fiori. Un miracolo, veramente. Un miracolo. Il nostro trenino. E speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Ormai comunque la maglia è nostra. Non possiamo più cappellare. Eccoci qua. Ok, vai Diesel. Perché possiamo portare a casa un'altra vittoria. Siamo più in forma, siamo i più forti. Cazzo, abbiamo veramente corridori più forti. Dai Fioi, dai Ozzo che si è inserito sto stronzone qua. Dai Caruso, tieni botta, tieni duro. 6 km.
Attenzione, che cazzo è successo? No, nessuno è morto, non ho visto. Purtroppo riesco a vedere due cose contemporaneamente, ragazzi, non sono così figo. Ok, 5 km 5, vai Carusone. Allora, Caruso, Lady Strutos. Vai, vecchio mio. Occhio, Gordini. Sta attento, sta attento. Qua sono partiti alla grande, Attenzione, attenzione, attenzione. Aspettiamo un altro attimo. E poi cazziamo, questa forse è andata male. Pazienza. Aspettiamo un attimo per Christiansen. Vai. Manca 1 chilometro e 5. Aspettiamo 1 chilometro per Christiansen. Attenzione, vai. Proviamoci. Però è un bel vantaggio questo Dubuscher. È sua, forse è sua, forse è sua. Ma attenzione. Ah, mamma. Ma chi è qui? Ah, forse la perdo per poco, no? Mamma mia, non lo so. E ancora Christiansen, mamma mia. E Guardini terzo, mamma mia. E Zoris sesto. Ragazzi, abbiamo fatto un Giro d'Australia incredibile. E questo Jan Halland Christiansen è un fenomeno. Vai ragazzi, replay del podio. Vittoria di tappa per Christiansen, un'altra vittoria, veramente un fenomeno questo ragazzo. Individuale. Oh, ha vinto Christiansen. Caruso terzo, porca miseria, Caruso terzo. Quindi primi e terzi, molto bene, molto molto bene. Il primo giro è nostro. Che culo ragazzi, mamma mia. Globale a punti vince Christiansen. Cioè Christiansen scatenato ragazzi. Il nuovo Contador. Montagna ha vinto Luis Leon Sanchez, va bene. Migliori giovani chiaramente Christiansen. Squadra, sono curioso della squadra. Male, neanche tra i primi 10 ha vinto l'Astana Pro Team. Ragazzi, però un primo giro indescrivibile. Ok, lo sponsor sarà molto contento chiaramente. Andiamo a vedere le classifiche. Allora, nella CI World Tour 118 punti per Christiansen, per questo ragazzone qua. Veramente reputazione nazionale, c'è così dal niente, è un fenomeno. Chiaramente ragazzi, adesso c'è Montagna 62, Collina 69, vediamo il potenziale. Allenamento, questo è insomma dai, però insomma un bel corridore. Ok, messi bene, come squadra siamo primi chiaramente. Ok ragazzi, un inizio incredibile. Allora ragazzi, come avete visto questo è un progetto molto ambizioso perché le tappe sono tante, la carriera è molto lunga, che io non sono fortissimo, anzi qua ho avuto un po' di fortuna che tra il livello normale, tra il fatto che comunque ho una bella squadra, ho potuto vincere questo primo giro, però non sarà sempre così ragazzi, avverto. Quindi ragazzi, se vi piace questa carriera, se vi piace il modo insomma di fare così una 2, 3 tappe, 5 tappe, con le sintesi e tutto quanto, io sono pronto a fare il progetto della carriera del Pro Cycling. Se non piace ragazzi non c'è nessun problema, io non mi offendo, non è assolutamente, anche perché i giochi sono tantissimi, quindi ne abbiamo di roba da fare. Se volete la carriera ci sono, se non la volete chi se ne frega, ci sono altre cose. Raga, un saluto al Comandone Veneziano, ciao! PS Christiansen idolo!